I 5 punti in classifica e 4 nelle prime 2 giornate del girone di ritorno. Sono identici i numeri di Genova Calcio e Imperia, che si sfidano al Ferrando di Cornigliano alla ricerca del sorpasso. Dopo 4 minuti si rende subito pericoloso l'Imperia, ma l'incursione di Castagna risponde in uscita grosso. Azione successiva, ancora la formazione ospite a spingere. Castagna fa salire la squadra, ma è Faedo a sbloccare il risultato. 3 minuti e per l'Imperia arriva anche il secondo gol. Ambrosini da calcio di punizione la mette in rete. Risponde la Genova Calcio al 23esimo con Rossi a servire Memoli, a tu per tu con Trucco che riesce a difendersi. 27esimo, Castagna raccoglie un ottimo pallone dalla distanza e supera in velocità la retroguardia di Cal, trovando così la terza rete nero-blu. Non bastano le 3 reti all'Imperia che continua a spingere, sulla destra c'è Faedo, bellissimo pallone per Giglio che divora una ghiotta occasione. Il quarto gol però non stenta ad arrivare e quando mancano 6 minuti alla fine del primo tempo, la difesa della Genova Calcio lascia di nuovo troppo spazio a Castagna che firma la doppietta e cala al poker. Si passa così al secondo tempo con le immagini e il montaggio di Luigi Pittatore e dopo appena 2 minuti c'è già una conclusione per l'Imperia con Roda che trova però l'esterno della rete. Passano 10 minuti e viene fuori l'orgoglio della Genova Calcio che trova la rete grazie a Ranieri, 1-4. 3 minuti e le distanze si accorciano ancora, il raddoppio è di Gran Villano, i padroni di casa credono nella rimonta. Arrivata alla mezz'ora protesta la Genova Calcio per un presunto fallo di mano. L'arbitro, Valentini di La Spezia, non concede il rigore. Il replay, a cura di Luigi Pittatore, ci aiuterà a chiarire l'accaduto. Quando mancano 7 minuti alla fine arriva anche il terzo gol per la Genova Calcio. Ranieri a cercare Gran Villano, che la mette dentro, facendo scoppiare l'entusiasmo dei suoi. L'entusiasmo che non si arresta, infatti i padroni di casa sfiorano ancora la rete. Questa volta è la conclusione di Memoli a pettinare il palo. Azzeccati i cambi della Genova Calcio. Gli inserimenti di Bennati e Gran Villano hanno dato peso alla squadra. Occasione per entrambi in pieno recupero, ma l'Imperia si salva e chiude i giochi sul 3-4. Le due squadre dominano un tempo a testa e anche se il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, è l'Imperia a centrare il sorpasso.